prima di entrare a sfascia d'orzo ci fermiamo e ci mettiamo in fila, entriamo tutti. Ok? Così per l'andata e così per il La Santa è sempre accompagnata da un barino, dai su 7 a su 7, sempre e sempre. Questo submarino in pratica vive dei dieci anni. Su Manzano dei 7 dei capitani si intende, si comincia a intendere sul ritmo, sul suono di questo submarino. Santa Maria sta accompagnata dai sul fusile e dal stombarino. Sul fusile servivo con ben attaccato su bicalaleare la Santa. Invece, secondo me, la funzione principale del stombarino è a dare su ritmo a su sportantino. A me mi ha fatto abbiere come si faceva su un barino di Santa Maria di Sauccu, ti vanta Leo Gazzari, come un po' un'acqua tra le bordo. E lei ho cercato, poi mi vai a contare prima di tutto su conto di questo barino di Santa Maria di Sauccu, come si faceva, come calevisa tecnica. Ho scoperto un mondo in cui vivia, però che non conoscia veramente come ti vi fatto. Questa è la prima parte, che si è andata a fare, per fare su un barino. La chiesina azzuata a espilire sapete. Con la chiesina posta a sughirro di sapete, non a sughirro di subilu. Un'altra cosa che si faceva prima, vedi, la chiesina mischiata con gabba, si faceva una specialissima. Un metodo meda più sbrigativo, che poi ti risulta all'isparghe bene in sapete, questa lissia. Quindi si punia sempre su proprio, si piegava bene e si punia sotto terra. Una volta posta in noghe, bene, aggiunta la chiesina a sapete, e poi tornata a montare con la terra. Per un sigillo a una ventina di giorni, sapete, si indeocata. In questo tempo il buono vivono più spago, naturalmente, quando va più caldo. Però, voi dopo una ventina di giorni, sapete, ne si torna a fuori e bene di spilita. Me l'ho usata imparato su sabbiate e babbu e mi si chiede la passione dello si a fare. Generalmente si spende sono del beghe o del grava. La domandiamo sui pastori, chi infiato, che ormai sapete prima si india la indiana e buscaiana qualche sudditto. Invece come sapete proprio non vale da nulla. E gira qualche allevatore, qualche pastore, che capisce dei di sfaghe e gai. Una volta che sapete si bie che spili già, si indeogata e si che spili completamente. Si è data una sammunata in una sola muggia che gai la conserva ancora di più. Una volta che la sammunata, deo la ponzo generalmente in tavola e cerco di stirare su più possibile. Su più possibile in modo che sapete a dureggiare bella. Questa è la cascina del suo caso romano, pecorino romano. Questa, dai gusta che è fatta di frasso, viene fatta da cassia del suo barino. No? Questa tribagliata in sa casera in questa maniera qui. Queste sono, ecco, a in tre noghe veniva da primato su caso romano, pecorino romano. Questa viene rifilata in tutto sa parte assura e asciutta nene segato
su un aseddu, goi, e dai gusta ne faghimmos sa prima parte di cosa. Come si vede, questa sa spunta per la frimmare, su nemico unico di questa gassia è su sale che sa tenere incorporato chiaramente dopo dei chinal anni di tribaglio. Una volta fissata a voi sa cascina, bene di non è fatta via sattra, ecco, bene rinforzata in noghe, sempre con una rifilatura della matessi cascina, goi a un ghirro e a sattero. Sa spunta, sa sementa bene levigata, viene data una mano impregnante, magari pollinna, insomma, e bene di sistemata sa drizza in noghe, in un chirru e via. Prima vi fatta di pilu e gaddu, la giuca da chi rientro. Questo è stato fatto che durante la veditura di Santa Maria su de Chessette, generalmente la gente buffa da qualche tassino in più su. E passai a me dal bordo, questa è la sorta che si chiama in drizza, capite che revora. Chi lo fa chi non si scoccia di questo fatto, non si orta perché la si chiama in drizza. Hanno pensato che la moneta chi rientro. E quindi di conseguenza, se non dopo non l'hanno segata più. Sono un barino che vive con soso picciocchi che lo erano in portizione. Quando parti da Ida, vanno in sostre il giro, in tundo a sta grese Santarughe, sono sconfrate e lo stumbarino da punta innanti, fatto sostre il giro, sa completamente pronto a partire. La festa che accompagna la portizione vado a battere un marino, a bordo a 3, a bordo a Chimbe, due in le vie di Santa Marietta, su Manzano, però il battero Chimbe si viene in sa portizione di Santa Maria a Manna. Una volta che sapete è spilita, la ponza siccare come questa sicca gusta, però prima della ponere in opera la torro a infondere, la ponza a bagno, in modo che si possa tribagliare abbastanza bene. E quando si infusta proprio, la cedi sapete e li stiro sul massimo. E la fisso con il tisinarada, la sesto prima e poi la fisso. Su un barino di Santa Maria in pratica passa da overaggio in overaggio. E il overaggio che hanno da cercare, in questo caso, prima hanno da cercare a Tivantaleo, in questo caso hanno da questionare a cercare a Salvatore e a Pietro, e il dimanda del fare su questo barino, che questo overaggio di Santa Maria, che ha bisogno di posare festa. Poi non li strassare, sapete, li ponzo un'anima, generalmente prima si punia da un gordino, si punia qualche cosa di tisinarada. Come devo che poi non si rivinzare, sto usando uno di più filo elettrico che gioca sul rivestimento in plastica e che non mi guasta sapere. Che si chiama questa spunta, che se non può seccare sapere. E come hanno distaccare questa pelle che devo dirsi a posto per mi dare una vaga forma. Come ti primo scosire quest'anima a sapere. Questa operazione che ho fatto generalmente mi levo sulla circonferenza tisinata e lo divido in deghe, 2 bucche, dipende dalla circonferenza sempre del sudumbarino. La stampo, sapete, in cui poi può andare sostirante, sospresorso.
Una volta che sono tutte le due parti fatte, Kirko deve ponere le alternate sul bucco, poi in modo da creare una specie di triangolo. Come gli diamo una tirata da gai, giusto qua. Posta savedde bene tirata con soso tirantese, posta salmela o secondo chi è li va che sono con si spau e tutto. Salmela sono, noi non melas, sono gustoso passantes. Questo passante non serve attiru che quando sapete si allenta, che viene piegato o calato, giusto? Che serve di attirare sapete. Ordine sa posizioni sono su stumbarino, Sasanta, con suo sportantino, e tutti i altri confrades che sono dal secolo 60. Capite come sono enormi, sono un medas, però prima quando sono sportantino quindi sempre cosa del 60, così bisogna dare su cambio. Tanto questo sono un rampol di San Melerano, che erano bodito in su mezzo di Vreardo in una galante. Non bisogna tampoco fare che sa al bacchetta, la molegai, sai che può suonare su un barino, che gli era bocata la corta per la bello, coi. Fino a piano, coi. Fatto che è cominciato a fare questa parte del suso, coi. Coi. E poi comincia a bello all'attondare coi, in modo che su un barino sia da lisia, stecca sia da lisia attondata e non possa ischeggiare la vedde di su un barino. Su un marino di Santa Maria come te vianandi hanno a veraggio a domandare a costruttore del pagare e il costruttore del pagare senza in cambio nuda né dinero nuda. Uno dei bagli che secondo me è ben fatto soprattutto con sucoro, ecco, che sono una vesta particolare che a verticali e il meta veramente questa vesta a usare dei verticali più su de volta. Deo sicuramente noi se non lo facciamo posinari, noi lo facciamo solo esclusivamente per sapere che teniamo sopra Santa Maria.
A suonare Don Marino Santa Maria, li skin suonare tutto canto, sul Borticaleso, come tenere da Tiu Pantaleo, secondo me, e tenere ragione, Don Zunu, Orticaleso lo deve suonare con forza su Don Marino, se no, e Orticaleso siamo, se non schiamo suonare Don Marino Santa Maria.